Modas, sas bogues de sos cantadores a tenore. Su podcast de su progetto Modas. Su tempus de oe, su passadu e su tempus benidore de su canto a tenore, contados dai sos cantadores e dai Bustiano Pilosu. Andrea Sella è sa mesa boghe de su tenore Remune Loccu de Bitti, su cantatore che est intradu in custu tenore vammadu, c'anno Daniele Cossellu ha deciso de non cantare prusu. Fagre mesa oghe a su postu de unu de sos prus importantes cantatores desistoria de su tenore in Sardegna, po Andrea non est statu fazzile. Andrea va da de commenti ha cominciato a ascoltare sos tenores, finza grazie a sos social e a sos video de canto in YouTube, intranne poi a cantare con atteros cumpanzos appassionados. A Bustiano, dinara canto est orgoglioso de cantare sa parte chi fu di del zio Daniele e de cantare in pare a sos cantores prummannos, chi però dusunu a zuanne e meda a entrare in su mundu sardu, ma vinzas internazionale de su canto a tenore. Iscultate Boscomos a resonata de Bustiano Pilosu con Andrea Sella. Salute Andrea Sella. Salute a Boisi. De su tenore Remune Loccu. Tenese una responsabilità de manna, Andriga sese intradu lende sa mesa oghe de su cantatore Vorzisi su brus connottu in Sardegna de sos tempol moderno namus, no? Ca innanti si bividi Prededunanu su Ludinu, Mazzone su Mamuiadinu, Ziutattanu, Parisi che in Ziutanielle, Mattanielle, Cossellu, esti stato de sicuru in tutto questo anno su cantatore brusconnottu non solo in Sardegna, ma connottu potremmo narrare in tutto il mondo possa attività che a battita da innanzi si è stoccata una responsabilità de manna delle aree su gusto dei costumi. Come te l'intende tu? Sostituire Ziutanielle, forse questa è la parola non poco prusu inadatta, che Ziutanielle non ha essere mai una persona e un cantatore che già pote sostituire, ecco. Quindi cerchiamo di essere non all'altezza, ma di cercare di su mensur modo a che parte del suo tenore Remune Loccu, che è uno dei suoi tenori più importanti, più sconnoto non solo in Sardegna ma fuori, insomma. Quindi è innanzitutto un motivo di grande orgoglio e di grande onore che a che parte appunto di questo tenore è veramente una cosa manna. Ascolta, tu come ti sei accurziato a su cantatenore? Io mi sono accurziato rispetto magari a sos altri componenti che sono più esperti da me a un'età un po' più manna, verso il 20 anni. L'approccio è stato quasi casuale. In epoca moderna utilizziamo meta social, YouTube, e questo ha ampliato sicuramente le conoscenze a chi la generazione nostra magari non ha avuto modo di conoscere i cantos, i salfestas, i sorzilleri, come magari vi potevano essere prima, chi ti metta più frequente a cantare questa situazione. Quindi quasi pro caso mi sono accurziato e poi a bello chi sa aiuto venas adesso cantatori diciamo dei gruppi ufficiali e poi iniziato questo percorso. Quindi tu conosci al bene su tenore, su brusu, salnende giustamente come te oie si fa, che però in bitti namus solzofano dei bitti una competenza sopra su tenore la tenere belle che tutto. Ma namus chi già sente bene o male ischiti come funziona su meccanismo del suo canto. Ma denarre spero che in questo ultimi anni meta pistino si sono accurziati a suo canto. Ma colato comunque anni in nuove zitti perdenne questa tradizione. E quindi ti meta difficile a cantare sente chi li piaghiata su tenore, e la tradizione in generale. Quindi namus che ultimamente è stato un ritorno, diciamo, alle origini. Una cosa molto importante che la tradizione è comunque mantesa, coltivata, ma queste nuove generazioni. Ma mi conferma che però adesso zovano de come io appunto alunno dei noghe e ne conosco, insomma, zovano il bitticheso. Finza una parte cantano pure, magari non fa parte del gruppo, però
tiene una competenza di poter fare il basso, contra, di pesare qualche oche, qualcuno fa che mezza oche, che gli narrare una competenza finza non soltanto di andare a cantare in palco, no? Ma di scrivere come funziona, dei solzovano, però beste, cioè, lo praticano. Sì, assolutamente, bisogna piscinnos, chi ischini appunto, chi cantano, chi ponene sol vario spesso, e si ponene tra i sol matessi a cantare venas sino este in occasiones ufficiale, namus, quindi sopra su parco o in altre situazioni. Bisogna che comunque su tenore este una cosa via, e sei da nostra chi ne mantesa, ecco. E questo mi pare di importante meta che io penso che su tenore chi alza da parco tiene un valore finza si sa misura de canto rappresenta da saida sua, cioè non solo su passato, no? Che su passato è passato, ma namosi su presente che in bitti vado un montone di cantatori di tutte le età, commo che scommo, che hanno fatto parisi che in atteros abbiamo cominciato il censimento di tutti i cantatori e abbiamo visto che vada un bello tanto di gente che canta e un bello tanto di gente che non comprende di tenore, medas non comprende. E questo che renare scribbes questa cultura in intro de saida e chi se il mantenzende. Tu tanto non hai partecipato a questa scuola di tenore, su tenore dure per esempio, ma hai partecipato? No, io principalmente potremmo narrare imparato a sinistro a Sasola, ascoltare sostenore e poi essendo comunque questo gruppo de Suspizione dei Dure chi canta hanno capitaiata de mi bacursiare insomma però cantare chi n'altra sente pure che hanno bene a ascoltare e provare a Sasola però comunque su la cosa importante su tenore è su accordo e vengono chi sono altri componenti e quindi mi ha aiutato a questo pure de partecipare a sascantatas a chi hanno sol dei Dure e poi comunque i saida non conosciamo tutto, abbiamo venas rapportos abbastanza di amicizia, venas chi sono altri componenti che cantano a tenore, quindi a bella bello ho iniziato a un upaco venas a mi confrontare chi sono altri. Confrontare cantende. Confrontare certo cantanne, quindi este crescita ga lui de prusus sa passione, poi matura sa venas a un'esperienza plus importante, ecco. Uno de esos argumentos que tratamos sempre los cantadores a tenore, no come tu es el giovane, potremmo narrare paragonato a sa generazione de Zutaniello, a sa mea Burse, potremmo narrare quasi vicino, no? Però este sul fatto che quando si canta donzune si chelede specie di traglio su una maniera sua, su tratto personale su cantonzo, tu in questa camminera a te punto di che colloca, se cominciano a tabizzare che tienes una maniera tua di fare il mesao che è su tenore. Beh, rispetto namus paragonando a se Taniele, cerco insomma di diversificare un poco questo tipo di misura che è un timbro suo che riconosce su modo di cantare chi attisse. Namus che rispetto a prima abbiamo diverse persone da dove piccare varie particolarità di suo canto, quindi è un po' più difficile, che bene o male prima intenia diverse ocche e diverse corpo de basso e che magari di piccare su menzu da qualcuno e ti lo ha chiesto come magari è un po' più difficile che rispetto a prima si sente binnata chi canta ma non sono metta, quindi insomma cerco di lacra maniera mea mantenere sempre questo canone insomma di su tenore vizicheso. Comunque è importante per me questo che sia non solo su cantare ma che sia sempre il via sa mentalità de namus che su canta tenore il finza su un canto libero, no? E non bedonzune vi pone de cosa sua, no? E a sa fine lo fa che bello che lo cambia da l'annoada, no? Questo mi pare giustissimo che due appasa questa idea de su cantonzo. E che so satteros che sono prulmannos come se si entrato
che Daniele possedate e qualche cosighetta vinta dessa salute che a volte all'impediti ha deciso di non vestire brusa, cantare a fora, che non si intendeva più sicuro e gai, e se si entrato due, come te da gatta in questa gente prulmanna? No, ma catto bene, che comunque sono meta plumano de mene, ma sono pistino intro, quindi insomma mi hanno piccato come quasi un visto, ma mi cusissano, ma aiutano, e poi comunque Daniele beh sempre uno cusissa, una parola di vono, una telefonata, ecco, non poi sente che in questo mondo beste una vita, quindi sicuramente ti aiutano, bisogna colato prima i soldi mene, quindi ischini i te che narrere, quindi ti aiutano in calesia cosa, ecco. Caso non manno il magia son zovano, i sospure poten seguire a cantare si due schede di un montone de atteros annos e questo tenore vinza grazie a tie e a s'impigno d'ou pote seguire in esperienza che zio Daniele ha fatto per una vita e poter seguire per suo tempo il benedore. Io ti faccio cosa auguri sul bello, se potè, posso tenore di un locco, ma vinza sposo tenore in biti che sul ruolo di questo tenore per barrare e finza già per annoare che in gente zovana e che spero che due, come che si scussi zeri comunale puro, in questo anno potrà dare un contributo finza in cui e pochi attero zovano s'accurziene e questa tradizione potrà seguire. Certo, che in venagia che sono altro tenore se comunque cerchiamo sempre bisogna magari pistino chi cherano imparare, chi cherano cantare, de los inserire, de los hacker insomma partecipes in modo che questa tradizione di su canto resta sempre via e si potrà sempre mantenere su tempo e tanto spizino potano arricchire poi un incrasa su chi hanno fatto al manno. Quindi augurio sicuramente este corso di seguire in questo cammino e mantenere, cercare in ogni modo di mantenere viva la tradizione. Che in questo nos salutiamo Andrea e ti ringraziamo per il suo contributo a fare su conto del suo tenore in su 2021. Grazie a voi per il suo lavoro che state facendo. Azis ascoltado Modas, sas bogues de sos cantadores a tenore, su podcast de su progetto Modas. Intervistas de Bustiano Pilosu. Produzione esecutiva de Diego Pani. Registrazione audio de Bustiano Pilosu e Gigi Oliva. Editing e mixaggio de Roberto Macis. Sigla è presentata de sas puntadas de Diego Pani. Sa sigla è su ballo dorrao de Vonne, cantato da su concordo su connotto. Su podcast de Modas est un trabalho de SISRE, Istituto Superiore Regionale Etnografico de Sardegna.